Dopo aver ascoltato Magica Favola di Arisa, abbiamo un magico ospite. Lo possiamo definire così? Sì, è proprio magico perché la stima e l'affetto per Vincenzo Pirrotta parte da lontano, ma quest'oggi noi vogliamo raccontarvi un film di imminente uscita grazie alla collega Raffaella Spizzichino che ce lo segnala. Il film uscirà il 26 marzo, distribuito da White Lion, ed è La bambina di Chernobyl. Noi abbiamo Vincenzo Pirrotta, coprotagonista assieme a Yeva Sai, e in collegamento abbiamo Massimo Nardin, il regista. Benvenuto Massimo. Grazie Ivan, un saluto a tutti voi e grazie dell'invito. Grazie e benvenuto a Vincenzo. Grazie a voi, ciao. Ormai Vincenzo è dei nostri, voglio dire. Sono di casa. Ed è molto bello riuscire a fare questo collegamento anche con Massimo a pochi giorni dall'uscita. Massimo, ti do subito la parola. Raccontaci La bambina di Chernobyl, poi abbiamo anche dei contenuti che per chi ci segue dall'app faremo vedere appunto il trailer e delle foto. Vai. È la storia di una notte di Halloween dei giorni nostri, in cui un pasticcere sovrappeso e gravemente diabetico, che è Vincenzo Pirrotta, si rinchiude nella propria pasticceria e nel proprio appartamento per creare una strana e monumentale torta nuziale. Questo suo intento è interrotto prima dai bambini, ovviamente, di Halloween, e poi dalla figlia della bambina di Chernobyl che dà il titolo al film, che è interpretata da Yeva Sai, che suona alla sua porta e vuole qualcosa, cerca qualcosa, naturalmente all'inizio dissimula, lui viene sconvolto da una persona che conosce ma mai ha incontrato direttamente, e quindi verranno alla luce notturna segreti e rimossi per entrambi, perché sono due anime perse che forse si ritrovano proprio quella sera incontrandosi, prima forzatamente, poi piacevolmente, proprio nella conoscenza reciproca. Due sconosciuti, una ventenne e un cinquantenne, che si incontrano nell'appartamento di lui e poi anche fuori nella città di Ancona, perché è stato girato tutto ad Ancona, un'Ancona lunare, notturna appunto, fino agli inizi dell'alba. Insomma, vedremo che cosa succederà, no Vincenzo? È stata una bella esperienza. Eliana, prima di dare la parola a Vincenzo andiamo in pubblicità, Marco ce lo ricorda, e poi rientriamo. Aspettaci Massimo. A fra poco. Questa è una storia d'amore impossibile con venature noir e thriller, in cui si incontrano due individualità. Lui è un pasticcere cinquantenne allo sbando per una malattia che non si sta curando. Lei invece è una fotomodella poco più che ventenne, ucraina. Lei ha degli obiettivi, lui ne ha altri, si scontrano queste mire opposte e aprono i loro cuori, si incontreranno, si abbandoneranno, si ritroveranno dentro Ancona, e abbiamo questo scorcio anche di città. Lavorare nelle Marche io non me lo sarei mai aspettato, sono del Trentino Alto Adige, vivo a Roma, una professionalità, un ascolto, una disponibilità e una propositività massima sia dai vertici della Film Commission sia all'ultimo dei componenti della troupe. Da marchigiano, da fanese, da una persona che poi sul territorio ha fatto e cerca di fare tante cose legate al cinema. Per me è davvero un qualcosa di straordinariamente pieno di emozione, un grande orgoglio, e quindi farlo nelle Marche con dei marchigiani, wow, dico solo questo. Un personaggio psicologicamente provato, ma e anche fisicamente, per cui ha un percorso di malessere, la risoluzione di questo suo malessere, che è anche l'epilogo del film, avverrà appunto alla fine, soltanto che non posso spiegare quale sarà. Nina invece è una che
non ha ancora scoperto come amare qualcun altro, è veramente in ricerca dell'amore che deve ricevere, perché le è stato tolto abbastanza presto, quando lei aveva ancora 16 anni, è dovuta andare via dalla casa e costruire la sua vita da sola, quindi è molto affamata di questo amore. Ed è un film molto importante perché è arrivato primo al nostro bando di finanziamento delle opere audiovisive, e siamo molto orgogliosi di ospitare questa produzione qui ad Ancona, perché è un tema molto importante, perché tratta di tutto quello che è seguito il disastro di Chernobyl e di come i bambini sono stati ospitati in Italia dalle famiglie, e poi anche perché ha delle ripercussioni sul conflitto russo-ucraino. E soprattutto un altro motivo di grande orgoglio è che il 90% della troupe è marchigiana, nei capi reparto, nei settori più importanti, e quindi questo è un modo per far crescere il settore nelle Marche e per dare una grande responsabilità a dei giovanissimi che si stanno facendo strada nel mondo del cinema. Vi abbiamo mostrato anche delle immagini di backstage, delle interviste, anche Vincenzo Pirrotta l'abbiamo rivisto in Vestaglia, ma quella è una lunga storia. Sì, tra l'altro Massimo, il film è risultato primo fra i 18 finanziati dalla Marche Film Commission. Questo ci fa sempre molto piacere, perché sappiamo che c'è un lavoro a monte anche di commissioni che valutano tanti parametri, la sceneggiatura, il cast e tutto. Massimo, abbiamo vissuto un po' il clima del backstage nelle immagini che abbiamo visto nell'applicazione di Radio In. Raccontaci tu, dalla tua viva voce, un po' la scelta degli attori, come arrivi a Vincenzo Pirrotta, perché è la cosa che ci piace di più. Mi ha fatto ingrassare di 10 kg, È colpevole della mia pancia attuale. La gioia di Nenzi. No, come parto da Vincenzo, perché lui è stata la prima scelta diversi mesi prima addirittura della domanda alla Marche Film Commission, quindi il personaggio è stato proprio scolpito su di lui, c'è stata un'interazione costante, lui addirittura ha preso lezioni di pasticceria, quindi una pasticceria palermitana, non facciamo pubblicità. No. Si è immerso anche nel mondo diabetologico, quindi ha costruito il proprio fisico, e la sceneggiatura è stata messa in dialogo con lui fin dall'inizio. Ci siamo conosciuti, te lo ricorderai bene, no, Vincenzo, alla Festa del Cinema di Roma, e è stato subito un rapporto diretto, molto partecipato da entrambe le parti. E poi appunto Vincenzo ha portato tutta la sua esperienza drammaturgica anche sul set, perché comunque non abbiamo avuto tantissimo tempo per preparare il film, perché l'inizio insomma proprio della preparazione effettiva è stato attorno alla prima decade di aprile del 25, con inizio riprese il 12 maggio. Pertanto con Vincenzo ci siamo visti ovviamente prima dell'inizio, ma non tantissimo prima. Ci siamo sempre consultati con i nostri mezzi di comunicazione, insomma, e ci siamo visti anche in sede alla produzione. La novità è stata anche per Vincenzo l'ingresso di Eva Sai, che è stata precettata davvero 2 settimane, poco meno di 2 settimane prima delle riprese, perché prima di lei ci eravamo orientati su un'altra attrice ucraina che però ha avuto dei problemi, e quindi davvero Eva è stata brava doppiamente, perché ha incontrato una storia che non conosceva, se non appunto tangenzialmente per la sua propria vicenda personale, ed è entrata subito in sintonia con Vincenzo. Vincenzo sul set era davvero quasi un papà per lei, no? La proteggeva, perché è una ragazza molto sensibile, un'attrice molto attenta anche alle sfumature delle battute che lei incontrava per la prima volta davvero 10 giorni prima delle riprese, quindi molto spesso provavamo il giorno prima o nella preparazione del
del giorno di set insieme con Vincenzo, perché appunto lei voleva possedere, come già aveva fatto da tempo Vincenzo, il copione proprio dentro di sé, sentirlo proprio. C'è anche un momento molto toccante di una telefonata di lei alla madre, che è davvero letteralmente sotto le bombe, no? Sì, e poi è una storia che coinvolge psicologicamente esatto. questi due personaggi. Adesso non possiamo dire tantissimo, però veramente coinvolge psicologicamente i due. Io voglio ancora raccontare il personaggio di Vincenzo, per come lo hanno immaginato Massimo e Luca Caprara, che è sceneggiatore e anche regista. Mi concedi uno spazio per la musica? Certo. Arriva Annalisa con Canzone estiva e vi stiamo raccontando La bambina di Chernobyl. Sì, ultimi minuti per raccontare questo film. Il mio ringraziamento personale va a Massimo Nardin. Vogliamo ricordarlo, lui è regista, sceneggiatore, è docente universitario, è un collega giornalista ed è critico cinematografico. Lui è trentino, da anni vive e lavora a Roma. E qui accanto a me Vincenzo Pirrotta, tra l'altro lo abbiamo strappato da tanti impegni, non ultimo anche L'Oscuro di Giuseppe William Lombardo, film che è ancora al cinema, correte a vederlo insieme anche Vincenzo, che tu sai a cosa mi riferisco. Ci eravamo lasciati qualche secondo fa con questo ruolo che ti è stato cucito addosso. Tu sei corpulento, hai il diabete, hai vissuto il lutto del tuo papà, ti sei chiuso in te stesso, quindi ci sono anche parecchi risvolti psicologici in questo lavoro. Raccontaci questi ultimi 2 minuti. È un uomo che vive un'inquietudine, e nel corso proprio di questa notte, perché il film, ricordiamolo, si svolge tutto in una notte. Intanto sentiamo gli uccellini sotto, gli uccellini trentini di Bolzano. E dunque si svolge tutto in una notte. Durante, diciamo, questa notte capiamo a che cosa è dovuta questa inquietudine, e la visita di lui è un uomo che si sta lasciando andare. Capiamo che probabilmente durante questa notte si lascerà andare completamente, lo capiamo sin da subito, però arriva questa ragazza e diciamo cambiano un po' di cose nella sua mente. Questo incontro è un incontro che lo porta a fare un percorso, e mi piace ricordare, prima ne parlavamo, che Ieva, sai, prima lo diceva anche Massimo, è stata perfetta per questo ruolo, e veramente devo dire che è stata una bellissima esperienza sul set, ma non solo con Ieva, ma anche con l'intera troupe, che, ricordiamolo, è quasi tutta marchigiana, quindi diciamo che ci siamo trovati benissimo a lavorare nelle Marche, a lavorare con questa troupe, a lavorare con la Marche Film Commission, e adesso aspettiamo la sentenza della sala. Evviva. Massimo, siamo in chiusura, noi ti ringraziamo, ovviamente non so se verrai a Palermo a presentare il film o in collegamento, ma sappiamo che dal 26 poi la mitica Spizzichino ci darà l'elenco delle sale in tutta Italia. Sì, penso di sì, e adesso ci organizzeremo anche con Vincenzo. Sicuramente farò un piccolo tour di presentazione nelle sale, quindi con piacere rivedrò Vincenzo nella sua terra stavolta. Intanto il 20 c'è un'anteprima ad Ancona, al cinema, scusami Massimo, non mi ricordo, Giometti, al cinema Giometti, è una multisala Giometti, quindi per chi volesse raggiungerci ad Ancona può farlo. C'è questa opzione. Sì. Intanto ringraziamo Massimo Nardin ancora per essere stato con noi. Buona giornata e grazie per essere stato Open Day Cinema. Grazie Vincenzo Pirrotta. Grazie a te. Tu Open Day Cinema lo sai, Vincenzo, batti un colpo e voi amate il cinema e non posso chiamarvi, dunque. Adesso tu qua puoi staccare per quello che sarà il blocco che metterai. Sì, perché questa cosa ti riguarda poco. Adesso tu qua puoi staccare per quello che pubblicherai su cinema.it. No, ma stasera che facciamo? Come finisce
finisce contro la vai. Juve Stabia, Vincenzo, tu che sei Dobbiamo tifosissimo. assolutamente vincere. Tutti allo stadio. E vinceremo. E vinceremo? Vincere e vinceremo, dicevo. Vai, qua la mano, mi sei piaciuto. Tu, per i ruoli che hai fatto, vincere e vinceremo. Vabbè. Ci sei piaciuto. Grazie Vincenzo, un abbraccio Grazie a grandissimo. Ti voi, aspettiamo presto ciao. nuovamente Forza qui con Palermo, noi. lo possiamo dire? Per Sempre, forza. sempre, si risponde sempre. Ci sono i consigli di Radio In.